a tutti. Noi alunni di classe quarta della scuola primaria di Cazzano di Tramigna in provincia di Verona, insieme ai nostri compagni di classe terza e quinta, abbiamo aderito al progetto A Scuola nei Parchi, Guardiani della Natura della Regione Veneto, che ci ha offerto l'opportunità di visitare le grotte di Oliero in provincia di Vicenza e di conoscere l'ambiente che ci circonda lontano e vicino. Comincia l'avventura. Prima tappa, 2 aprile 2014. Uscita didattica alle grotte di Oliero. Dopo un bellissimo viaggio in pullman, verso le 9:30, arriviamo ad Oliero. La giornata è splendida, c'è il sole! Oliero è un paesino che si trova nella Valstagna, attraversato dal fiume Brenta. Qui ci accoglie una gradita sorpresa, rafting sul fiume Brenta. Che emozione! Proseguiamo la nostra visita e ci incamminiamo verso le grotte di Oliero. Organizziamo le conoscenze. Mappa del fiume Oliero. Le grotte di Oliero sono un complesso cavernicolo che si trova alle pendici del massiccio dell'altopiano dei 7 comuni, in prossimità dell'abitato di Oliero, comune di Valstagna, in provincia di Vicenza. Dalle grotte hanno origine le sorgenti del fiume Oliero, il secondo fiume più corto d'Europa, cioè 400 metri. Il fiume Oliero nasce nella grotta Parolini e noi vi siamo entrati su una barchetta e ci siamo dovuti abbassare per non battere la testa. Brr, che brivido! Ciao ragazzi, sono il fiume Oliero e nasco proprio ad Oliero, un piccolo paesino della Valstagna, e lì finisco anche il mio percorso. La mia sorgente parte dalla grotta Parolini in un laghetto profondo circa 28 metri. Le mie grotte sono un fenomeno carsico. Io non ho veri e propri affluenti, ma vengo alimentato dalle acque dei torrenti dell'altopiano dei 7 comuni. Lungo le mie rive ci sono molti colori, ad esempio il verde del muschio e della vegetazione spontanea, i colori dei denti di leone, delle violette, delle primole e delle bocche di leone. Dentro le mie acque troverete le trote e un animale veramente preistorico che si chiama Proteo. Sopra di me vedrete vari uccelli come il merlo acquaiolo e l'airone cenerino e diversi tipi di anatre selvatiche. Io sfoggio a estuario nel fiume Brenta. In passato ospitavo l'attività di una cartiera. Oggi accolgo molti turisti. Ciao ragazzi, mi sono divertito molto a raccontarvi la mia storia e spero di ritrovarvi presto. Ciao! La nostra visita alle grotte di Oliero è terminata e il fiume Oliero ci saluta tuffandosi nel Brenta. La nostra avventura continua. Ora il fiume Tramigna si racconta. Il 10 maggio noi alunni della classe quarta di Cazzano di Tramigna, provincia di Verona, accompagnati dal papà di Alberto, il signor Graziano, siamo andati a conoscere meglio il nostro fiume Tramigna. Ragazzi, sono il fiume Tramigna. La mia sorgente si trova nella piazza di Cazzano, un piccolo paese della Val Tramigna, nella zona est, nella provincia di Verona. Nasco da una risorgiva.
Sono un fiume lungo 12 km e attraverso i paesi di Cazzano, Costeggiola, il Lasi sul confine con Cazzano, San Vittore e il Soave fino alla foce nell'Alpone, affluente dell'Adige. Sono alimentato da due affluenti, il torrente Tramignola e il Rio Panari, che portano acque solo quando piove a lungo e abbondantemente. Ci sono tantissimi animali intorno a me e dentro di me. Vivono soprattutto trote e anguille, uccelli vari, anatre selvatiche, cigni, aironi e nutrie. Sono carinissimi. Accanto a me c'è una flora bellissima: muschio, denti di leone, bocche di leone, menta e fiori spontanei. Questa flora si rispecchia nelle mie acque per vedere quanto è bella. Lungo il mio corso hanno costruito tanti mulini che io con la mia forza alimentavo. Invece oggi si pesca solo con l'autorizzazione e si irrigano campi di olivi, vigneti, ciliegi grazie ai pozzi e alle chiuse che mantengono costante il livello dell'acqua. Una volta i mulini erano la fonte più importante di lavoro, che servivano per macinare grano e frumento, per poi ricavare polente e farine. I mulini erano composti da una grande ruota di legno mossa dall'energia idraulica. L'ingranaggio era formato da tante rotelline, pali di ferro, bulloni e due grandi macine di pietra che schiacciavano il frumento con un movimento circolare. Nel 2010 c'è stata un'alluvione. Ho avuto tanta paura, però dopo con le voci dei bambini che giocavano e ridevano mi sono tranquillizzato. È stato divertente raccontarvi la mia storia. Venite presto a trovarmi. Ciao ciao!